Il Veneto torna a votare. Urne aperte nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23 in 18 comuni che devono eleggere il nuovo sindaco in un ballottaggio che quasi ovunque si consuma tra centrodestra e centrosinistra. Gli occhi del Veneto saranno puntati soprattutto su Padova, unico capoluogo al voto e piazza politico-economica di peso. Nella provincia i seggi saranno aperti anche a Monselice e Rubano. La più interessata dalla nuova incombenza elettorale è la provincia di Treviso, con 5 comuni al voto e una curiosità. Duello infatti a Mogliano Veneto, Preganziola, Paese, Vittorio Veneto e, inaspettato al fotofinish ballottaggio, il piccolo comune di Revine Lago, 2000 abitanti. Lo scorso 25 maggio i due candidati sindaco si sono esattamente divisi lo stesso numero di voti. Nella provincia di Vicenza sono 4 i comuni al ballottaggio, sfide ad Arzignano, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore e Schio. E altri 4 municipi a Verona. Sono chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino i comuni di Legnago, Negrar, Pescantina, San Bonifacio. A seguire passo passo l'andamento del voto nei 18 comuni ci saranno le telecamere di Antenna 3. Parte da qui la nostra maratona elettorale. Dalle 22 parte la lunga diretta. In studio il direttore Domenico Basso e alcuni ospiti. In esterna le troupe di Antenna 3 News. Collegamenti, aggiornamenti in tempo reale e i risultati definitivi. Le interviste ai vincitori, i commenti dei vinti. I festeggiamenti del dopo voto. Tutto raccontato e documentato dalla viva voce dei protagonisti attraverso le nostre telecamere.